Non c'è traccia di uranio impoverito nei poligoni sardi, questi risultati della commissione d'inchiesta del Senato che comunque dispone di procedere rapidamente alla bonifica delle aree inquinate. Non è stata rilevata la presenza di uranio impoverito nei poligoni di tiro come quello del Salto di Quirra. Il ministro della Difesa ha escluso, come fatto dai suoi predecessori, il possesso e l'uso di tali armamenti da parte delle forze armate italiane. Ma occorre bonificare subito le zone inquinate dalle attività militari all'interno delle aree di addestramento, in particolare quelle sarde, tanto che per questo motivo sono già previsti 75 milioni di euro e occorre avviare un processo di decrescita militare nell'isola. Sono alcuni dei punti contenuti nello schema di relazione finale preparato dalla commissione parlamentare che si occupa di uranio impoverito e altri agenti patogeni, la terza che chiude con la legislatura la sua attività tra polemiche e qualche punto di domanda aperto. Un'indagine su una questione delicata che si è intrecciata con gli sviluppi del caso Quirra e l'inchiesta giudiziaria sul presunto disastro ambientale. Sul versante bonifiche, come è emerso in commissione, lo stanziamento non è sufficiente, ci vorrebbero almeno 300 milioni di euro, tutto fermo o quasi sul versante della smilitarizzazione della Sardegna. Già mesi fa era stato richiesto un piano al governo per riqualificare il poligono di Quirra e smantellare quelli di Capofrasca e Teulada. Nella relazione si chiede poi l'applicazione del principio di precauzione per tutelare in maniera preventiva la salute di militari, lavoratori e civili, laddove possa esistere un dubbio nel rapporto tra un agente tossico e l'insorgere di una malattia. Altra novità riguarda le vaccinazioni ai militari. La Commissione indica casi di possibili errori nei dosaggi e nei protocolli e chiede di rispettare senza sanzionare il diritto di ogni militare a rifiutare in maniera motivata la somministrazione.